Francesca Di Gaspero, oggi la sua presentazione come candidato sindaco. Quali sono i punti principali del suo programma elettorale? Allora, purtroppo non riesco con un'unica parola a definire quali siano le necessità di Conegliano, perché purtroppo Conegliano è stata trascurata da tanti anni e si trova in una condizione di degrado molto avanzata, quindi secondo noi si deve intervenire in diverse direzioni. Innanzitutto suddividendo gli interventi in base ai quartieri, perché ogni quartiere ha le sue ricchezze, ha le sue problematicità sia economiche che sociali, e quindi devono essere attivati delle politiche mirate. Dopodiché vanno attivati dei processi di riqualificazione urbana e sociale, anche attraverso l'unione delle forze pubblico e privato. E poi il Comune finalmente dovrebbe incominciare a offrire dei servizi, sia in termini di servizi per le famiglie, agli anziani, ai bambini, ai giovani, ma anche nei confronti delle imprese che sono in difficoltà e che magari vogliono avviare una nuova attività. Tra i suoi avversari si parla tanto del tema della sicurezza. La vostra coalizione e lei come candidato sindaco, quali misure pratiche vorrebbe concretizzare, insomma? Una misura concreta che si potrebbe attivare è quella di utilizzare il vigile di quartiere. Cercare di, sulla suddivisione dei quartieri che avevamo anticipato prima, inserire nel contesto sociale e urbano delle figure che quotidianamente presidiano il territorio, che conoscono le difficoltà che insistono sui negozi, sui commercianti, ma anche nelle parti più nascoste della città, così da poter allertare magari gli assistenti sociali, il comune, cioè fare un lavoro in sinergia, non lasciare soli i territori e i quartieri. I suoi avversari si stanno pian piano svelando, c'è Piero Garbellotto, Bruno Zanette e l'ex sindaco Fabio Chies. Lei teme i suoi avversari e soprattutto pensa di avere qualche chance per poter vincere? Ma allora io spero che i cittadini scelgano il cambiamento, scelgano di investire sul futuro e scelgano di fidarsi. L'offerta del centrodestra è nota, hanno governato negli ultimi 25 anni, dalla Lega, Forza Italia ai Popolari, e quindi sanno già come andrà, insomma, quindi io fossi in loro proverei.